Buongiorno a tutti. In questa sede rappresento il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni e vi ringrazio della vostra presenza in questo giorno della festa dell'Europa. Quindi io ringrazio l'assessore Ghetti in rappresentanza del sindaco Orsoni di aver preso la parola, di aver ricordato la presenza del Consiglio d'Europa a Venezia, una presenza che è dovuta proprio alla volontà di questo comune di ospitare un'istituzione importante come il Consiglio d'Europa. È l'unica sede italiana. Ma l'Europa rappresenta invece per noi una straordinaria opportunità di capire che ormai le grandi sfide globali non si giocano più in micro territori. Mercoledì 9 maggio 2012 si è tenuta la Festa dell'Europa Altri Confini, un evento particolare nel giorno della Festa dell'Europa per guardare al futuro tra ricerca e innovazione. La data dell'evento è significativa, dal momento che il 9 maggio rappresenta la Festa dell'Europa. Infatti il 9 maggio 1950, a pochi anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale che aveva devastato il vecchio continente, Robert Schuman, ministro degli esteri del governo francese, presentava la proposta di creare un'Europa organizzata, indispensabile al mantenimento di relazioni pacifiche fra gli stati che la componevano. La manifestazione si è aperta al padiglione Antares del Vega, Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, dove per tutto il giorno si sono alternati workshop, happening, esperimenti e visite guidate e si è conclusa con la Notte Blu al Forte Marghera, con lo spettacolo multimediale Ombre magiche d'acqua dell'eclettico percussionista Eddie De Fanti. La città di Venezia ha festeggiato il passato guardando al futuro, con un'iniziativa rivolta al mondo universitario, scolastico e imprenditoriale, incentrata sul valore che l'Unione Europea dà a scienza e innovazione, in particolare alle nanotecnologie. Giochiamo con l'inganno, per esempio qui abbiamo dei coni che insomma una persona normalmente penserebbe un cono gelato con la fragola e invece in questi shock percettivi che parlavo prima succede che la persona si trova davanti a una cosa che non è quella che vede. Per esempio in questo caso qua mangerà un gelato che è fatto con il tonno. Quindi questo momento dove la persona pensa di sapere quello che ha davanti, quello che sta mangiando, viene totalmente cambiato dal momento dell'assaggio. Questo è lo stand dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Abbiamo una parte informativa con una serie di dépliant sull'offerta formativa di Ca' Foscari, di questa università. E poi abbiamo portato alcune cose per far vedere ai ragazzi che ci si può divertire con la scienza, per cui abbiamo dei materiali luminescenti che si accendono quando vengono irraggiati con radiazione ultravioletta, cose che si vedono anche per esempio nelle banconote anticontraffazione, e per vedere questo abbiamo anche un piccolo microscopio ottico con il quale facciamo vedere anche nel piccolo delle apparecchiature elettroniche, e abbiamo un computer con cui facciamo vedere come si possono costruire delle molecole con il computer, appunto, e le facciamo vedere agli studenti. Veneto Nanotech è la società che coordina e gestisce le attività del distretto Veneto per le nanotecnologie. In questa vetrina esponiamo prototipi che ricoprono varie attività. Andiamo dal settore dello sport con delle mazze da golf che provengono dal Giappone, delle scarpe da ginnastica, fino ad arrivare a dei prodotti per la pulizia, prodotti per l'edilizia, vetri autopulenti, piastrelle nanostrutturate e che possono migliorare la qualità della vita. Gli ITS sono istituti tecnici superiori, sono delle fondazioni che organizzano dei corsi post-diploma di tipo professionalizzante. Lo stand che presentiamo qui questa mattina è dell'ITS Meccatronico di Vicenza e si occupa di 2 corsi che partiranno l'anno prossimo a Vicenza e a Treviso. E sono corsi per tecnico superiore per l'automazione dei sistemi meccatronici a Vicenza e per tecnico superiore
per l'innovazione di prodotti e processi meccanici che si svolgerà a Treviso. Eurosportello del Veneto, Union Camere, noi rappresentiamo le 7 camere di commercio della regione Veneto e l'ufficio Enterprise Europe Network della rete voluto dalla Commissione europea per il sostegno e il supporto alla piccola e media impresa. Erasmus per giovani imprenditori è il primo programma della Commissione europea, della Direzione per l'impresa e l'industria della Commissione europea a sostegno degli imprenditori. Caso Arte, Scienza e Movimento è un'associazione non a scopo di lucro con l'obiettivo di contribuire alla formazione della coscienza del giovane europeo. Siamo venuti qui per presentare da un lato l'offerta formativa dell'Ateneo, per cui tutte e 3 le proposte delle facoltà, architettura, pianificazione del territorio e design. In particolare, vista la proposta del Vega sulle nanotecnologie materiali, abbiamo portato qui 2 progetti, uno proposto dal corso di laurea di disegno industriale del prodotto, in sostanza un database per la ricerca di nuovi materiali, e presentato attraverso un video, mentre in concreto attraverso la proposta di alcuni materiali l'esperienza del laboratorio di materiali della facoltà di architettura. Alcuni numeri dell'evento: 700 giovani coinvolti durante la giornata al Vega, 700 spettatori durante la serata al Forte Marghera, 13 stand multimediali e interattivi, 8 fra workshop e incontri, 5 performance artistiche, 12 partner operativamente coinvolti. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra il servizio Europe Direct dell'assessorato alle attività culturali e comunicazione del Comune di Venezia, la rappresentanza in Italia della Commissione europea, l'ufficio a Venezia del Consiglio d'Europa, con il supporto dell'associazione Caso Arte, Scienza, Movimento e dei partner del progetto Vega, Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, Veneto Nanotech, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, l'Università Ca' Foscari, l'Università UAV di Venezia, Union Camere Eurosportello del Veneto, Marco Polo System e Cooperativa Sociale Controvento.